È giallo sul ritrovamento del cadavere di un uomo avvenuto questa mattina all'interno dell'area verde in un cantiere qui in via Rossa nel quartiere Bertesinella a Vicenza. Il corpo senza vita sarebbe stato trovato dagli operai e poi subito sono arrivati gli operatori medici del SUAM che ne hanno constatato il decesso e gli uomini della questura per eseguire i rilievi utili per poter ricostruire l'accaduto, che ancora resta tutto da chiarire anche sulle ferite che secondo le prime informazioni sarebbero state rinvenute sul corpo. Sul posto anche il medico legale. Al momento gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi. I rilievi si sono svolti fino al tardo pomeriggio, indagini degli investigatori che restano a tutto campo per far luce sulla vicenda che resta al vaglio delle autorità competenti.